Buonasera a tutti, mi alzo in piedi perché sono stata seduta in macchina troppo tempo e ho faticato anche a raggiungervi, ma ho faticato perché sono andata oltre il termine che avevo preventivato, perché eravamo a Olbia alle 5 Stelle, la TV 5 Stelle, una televisione che non conoscevo, ho conosciuto, che si chiama casualmente 5 Stelle, e dove ho avuto l'opportunità per parlare con l'eurodeputato Ugias, che voi dovreste conoscere. Io sono andata con tutte le buone intenzioni di avere con lui una conversazione, uno scambio tra persone civili, tra persone con una conoscenza, una competenza specifica della materia, ma soprattutto pensavo e speravo di trovare un sardo che sposasse la causa dei sardi in questo momento. E invece mi sono trovata davanti a una personalità politica che anziché portare avanti le istanze dei sardi preferisce altre scelte, ha fatto altre scelte evidentemente. Altre scelte, cioè abbiamo avuto uno scambio sull'interpretazione giuridica delle cose che vi ha appena detto l'avvocato Scifo, questioni giuridiche che io condivido con l'avvocato Scifo e con altri giuristi sardi che abbiamo studiato e sviscerato a fondo prima di rimetterci la nostra faccia per andare in giro a raccontare queste cose. Quindi pensavo di trovare davanti un interlocutore che da questo punto di vista fosse correttamente interfacciato con me, ecco, fosse correttamente interfacciato con me. Invece mi sono sentita dire che le mie e le interpretazioni giuridiche dell'avvocato Scifo, perché io essendomi confrontata con l'avvocato Scifo e con i giuristi sardi, chiaramente avendo lo stesso pensiero che vi ha appena esposto l'avvocato Scifo, mi sono sentita dire dall'eurodeputato Ugias che erano interpretazioni assurde, che erano interpretazioni mie, che non erano interpretazioni giuste, che erano interpretazioni fantasiose, e non vi aggiungo altro, ma mi ha veramente offeso. Mi ha parlato addirittura di onestà intellettuale, cioè come se io o io l'avvocato Scifo, i giuristi andassimo in giro a raccontare delle favole, delle fiabe, e ha avuto addirittura il coraggio di dire che le delibere delle comunicazioni che ha fatto il presidente Cappellacci ha messo in dubbio che siano state addirittura mandate all'Europa o alle compagnie petrolifere, perché il presidente Cappellacci, tra le altre cose, ha scritto anche alle compagnie petrolifere ed energetiche, perché se è vero come è vero che noi siamo una regione a statuto speciale, che siamo una zona franca in tutta l'isola, così come dice il decreto legislativo 75 del 98, che invece l'europarlamentare Ugias assolutamente non condivide, dice che l'interpretazione che diamo noi di questo decreto legislativo, che sia zona franca tutta la Sardegna, è una sciocchezza, che non è vero, che non esiste. Mi ha veramente aggredito in modo anche antipatico di come può fare un uomo nei confronti di una donna che disprezza. Ha dimostrato veramente disprezzo nei miei confronti, cosa che mi capita raramente di incontrare, perché io mi porgo a tutti quanti con l'umiltà che richiede la materia, cioè la verità assoluta nessuno ce l'ha in tasca, ma davanti a un'interpretazione dubbia, dove io ammettendo che ci siano due interpretazioni, quella di Ugias e quella che diamo noi, tu se sei sardo è ovvio che devi difendere la tesi dei sardi, che dà vantaggio alla Sardegna, che dice che la Sardegna è zona franca, e non quella che dice esattamente l'opposto, perché secondo lui noi non siamo zona franca, ma non si capisce bene, perché lui sottolinea ancora che i punti franchi siano diversi dalle zone franche e dai depositi franchi, quando sappiamo che invece sono la stessa cosa, e che il diritto che abbiamo noi è lo stesso diritto che ha la Valle d'Aosta, dove l'articolo 14
dice la Valle d'Aosta si trova fuori dalla linea